È passato un anno e la pace è ancora un sogno. E questo Natale, ancora una volta, ci metteremo davanti al presepio per contemplare lo sconvolgente mistero della nascita del Principe della Pace. È dura questa evidenza dell'incapacità dell'umanità di vivere come tale, cioè come umanità. Mi consola a questo riguardo Papa Leone che cita ad Agostino: i tempi saranno buoni se noi saremo buoni, noi siamo i tempi. E continua lui, Papa Leone: noi siamo i tempi, non facciamoci prendere dallo sconforto di fronte alla violenza cui assistiamo. Mentre contempliamo ancora una volta il volto luminoso del bambino, raddoppiamo il nostro impegno di bene a favore di tutti. L'augurio più bello allora che ci possiamo fare e che vogliamo vivere nei prossimi giorni di Avvento è quello di raddoppiare, intensificare i nostri atti di carità verso chi soffre di più, perché se ci pensiamo bene, sono loro che ci riempiono il cuore di amore e ci fanno sperimentare che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E questo è l'impegno che vogliamo offrire a Gesù, che questo Natale sia all'insegna della fraternità, perché Lui ci faccia il dono della vera pace nei nostri cuori e nel mondo, soprattutto nei paesi dove ancora manca. Allora, buon Natale a tutti! Buon Natale!